Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, 22.54 per chi ci sta ascoltando in diretta. Andiamo a vedere dunque quello che è successo nelle ultime ore in Friuli Venezia Giulia con questa edizione flash serale. Una persona si trova ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Udine causa una fuoriuscita di strada lungo l'ex provinciale che collega Beano di Codroipo a Villorba di Basigliano. La stessa all'interno dell'auto è stata estratta con l'ausilio delle pinze oleodinamiche dai vigili del fuoco del distaccamento volontario di Codroipo. Presa in consegna dai sanitari del 118 è stata trasferita in ambulanza a Santa Maria della Misericordia. Rilievi da parte dei carabinieri. Infortunio domestico nel pomeriggio all'interno di un giardino a Bertiolo. Il proprietario di 59 anni era salito con una scala per eseguire una potatura ad un albero. All'improvviso ha perso l'equilibrio cadendo a terra da un'altezza di circa 2,5 metri. Sul posto l'ambulanza e l'elicottero. Dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Pagina sportiva, l'Udinese domani sera sarà impegnata contro la Lazio allo Stadio Friuli alle 20.45. Tra l'altro oggi i risultati un po' particolari, segnaliamo il clamoroso pareggio del Milan in quel di Salerno per 2-2 che rimette in corsa anche la formazione campana. Non sarebbe da uomini di sport non avere voglia di riscatto, servono fatti e contenuti più che parole, lo ha detto l'allenatore dell'Udinese Gabriele Cioffi alle telecamere di Udinese TV alla vigilia della gara interna con la Lazio e dopo il poker rimediato la scorsa settimana. È stata una settimana anomala perché ci siamo visti togliere 6 punti, aggiunto 3 meritatamente dal Verona e 3 dalla giustizia sportiva. Non entro in merito perché non è il mio compito, quindi con piacere rigiocheremo quella partita. La gara contro l'Hellas è stata anomala perché la prestazione c'è stata. Onore al Verona perché ha avuto il 100% delle finalizzazioni, noi lo 0%. Come squadra non vogliamo cercare alibi. Comunque se, come si dice in questi casi, Atene piange, Sparta non ride, perché il Pordenone esce sconfitto dal Granillo di Reggio Emilia nella giornata odierna del campionato di Serie B per 2-0 a favore della Regina, che complica ulteriormente quelle residue speranze di salvezza dei Ramarri. I risultati odierni: Regina Pordenone 2-0, Ascoli Alessandria 3-0, a Monza, Pisa Monza 2-1, a Parma, Ternana Parma 3-2, Vicenza Spal 1-1, Perugia Cremonese 0-0. In programma domani Brescia Frosinone, Cittadella Benevento, Como Cosenza, Lecce Crotone, tutte alle 15.30. La classifica della Serie B vede la Cremonese e il Pisa al comando con 45 punti, Lecce e Brescia 43, Monza 41, Ascoli 39, Perugia 38, Frosinone Benevento 37, Cittadella 35, Regina 32, Como e Ternana 31, Parma 28, Spal 24, Alessandria 23, Cosenza 19, Crotone e Vicenza 14, chiude il Pordenone a quota 12. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione serale. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net, altrimenti sulle nostre pagine social collegate. Non resta che augurare a tutti voi una cordiale buonanotte e soprattutto una buona domenica a tutti. Alla prossima. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.